9:45. Il prefetto di Milano, generale Catta, ha abbassato la bandierina. La carovana si muove lentamente dietro la macchina del direttore di corsa e sfila ordinatamente per le vie della città tra due ali di folla applaudente ed entusiasta. Il prologo sta per finire. Tra pochi istanti comincerà la grande rappresentazione. Gli uomini cui guardano con maggiore attenzione i tecnici del ciclismo sono ancora Koblet, che dicono intenzionato a cogliere il secondo successo al Giro, e naturalmente Fausto Coppi, l'uomo di punta del ciclismo italiano che vediamo nelle fasi iniziali della prima tappa che si concluderà ad Abano. L'andatura è sostenuta e i tentativi di fuga si susseguono. Improvvisamente, nei pressi di Montagnana, vediamo Carini, staffetta del Giro, agitarsi freneticamente. Una caduta ha coinvolto tra gli altri gli spagnoli Vidal Porcar ed Escolano e gli italiani Barbiero, Pezzi e Maggini. Il più malconcio è il velocista dell'Atala, che rimane a terra dolorante per una ferita alla testa e viene premunosamente soccorso da un milite della strada in attesa che il medico del Giro possa prestargli le prime cure. Davanti intanto si è scatenata la bagarre e rimontando il gruppo troviamo De Santi lanciato in un vertiginoso pancia a terra. Passando a fianco della macchina di Ambrosini apprendiamo che è fuggito l'olandese Manet. Il tulipano è scattato e il miraggio della vittoria gli infonde nuove energie, sicché vana risulterà la caccia di... Lo straniero rappresentante il paese dei tulipani, l'olandese Van Est, ha inaugurato le vittorie per distacco. Primo ad Abano con oltre 1 minuto e mezzo di vantaggio. Primo abbraccio alla maglia rosa.